Sono arrivati 1000 da tutte le province del Veneto per rivendicare il diritto all'assistenza e per protestare contro i tagli ai servizi, cori, bandiere, cartelloni pieni di indignazione nei confronti di politici ed amministratori. Una manifestazione senza precedenti per la città. Nel cuore di Treviso hanno sfilato portatori di handicap, familiari, associazioni, operatori del settore. Nel mirino l'assessore regionale alla sanità Remo Sannagiotto e le politiche di gestione dei servizi destinati a gravare sempre di più sulle famiglie. Un vero e proprio ladrocinio dei diritti. Io vengo da Mestre, bisogna che la smettano, che si dimettano, anzi che si cancellano i loro stipendi. Togliendo le risorse ai CEU dei centri diurni per disabili è previsto meno personale, meno specializzato, quindi i nostri ragazzi vanno a finire soltanto in un parcheggio. Un risentimento aumentato dai recenti scandali che hanno travolto a livello nazionale il mondo della politica. Dicono che non ci sono soldi, quando si rimangiano in quella maniera che tutti sappiamo non è accettabile. L'amministrazione non cessa di versarci con gabelle che noi consideriamo inutili. Invece di tagliare gli sprechi, tagliano i servizi. Il corteo si è radunato in Piazza dei Signori, supportato da un folto gruppo di studenti. La Regione nega, ma i tagli sono nella concretezza, nella realtà. La Regione non stanzia i finanziamenti necessari, i comuni sono in difficoltà, è vero, ma non possiamo chiedere alle famiglie e alle persone di farsi carico dei costi di gestione dei servizi. Con la riduzione dei servizi in base alla spending review, la richiesta di contributi per l'assistenza, il necessario supporto alle persone bisognose ricade pesantemente sulle famiglie che si sentono lasciate a se stesse. Tanto abbandonate, perché sì, lo Stato insomma in questo momento non esiste.